Buongiorno, benvenuti. Brevi parole per ringraziare H di questo ennesimo sforzo per la città, sforzo di produzione di un evento che si arricchisce di anno in anno, siamo già al quarto. Già l'anno scorso avevamo avuto modo di raccontare questo Jazz Day siracusano, che quest'anno si arricchisce anche di un corner nella gastronomia, cosa che ci riempie di gioia, anche perché l'amministrazione ha appena con l'assessore Gasbarro promosso e avviato una secondo me molto intelligente attività di fuori teatro che accompagnerà della presentazione classica. Ne approfitto per dirvi perché non immaginiamo anche di accompagnarla con della musica. Questo fine settimana ci sarà che cosa? Ci sarà un'offerta all'antico mercato dalla mattina alla sera, soprattutto la sera, con nomi importanti del jazz italiano, siciliano e internazionale. E quindi con l'ennesimo ringraziamento per chi come Arca, oltre a Anima Mediterraneo, il Premio Tullio Accola, desidera continuare a investire sulla nostra città, investire sugli eventi e investire sulla cultura e sull'intrattenimento. Quindi con ringraziamento da parte del sindaco, di tutta l'amministrazione e del mio personale, do la parola a Stefania Altavilla, che insieme a Giuseppe Mandolari è l'anima e anche il braccio operativo e esecutivo. Buongiorno a tutti voi. Io devo dire che sono molto emozionata perché è stato un impegno che abbiamo raccolto già da qualche anno a questa parte, quello appunto di rendere questi eventi che rientrano con questo brand che è Eventi Mediterranei con cui stiamo esordendo appunto l'antico mercato con questa rassegna di International Jazz Day, preceduta tra l'altro da 2 giornate, 2 serate importanti che Sicilia in Jazz, che vogliono raccontare anche come dire, gli artisti di pregio, i talenti di pregio che realmente vengono fuori da questa cucina siciliana, del jazz siciliano, che vogliamo raccontare anche a modo d'ostro in questa rassegna. Una rassegna che sicuramente è importante perché è così voluta da Herbie Hancock, che ha fatto sì che appunto il jazz venisse riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO e che viene festeggiata il 30 aprile, e questo ci ha dato la possibilità anche di essere annoverati fra quei 196 paesi che sicuramente riescono a portare avanti una manifestazione di grande pregio. Cos'è che contraddistingue questa rassegna? Una serie di attività collaterali che sono molto importanti e su cui noi stiamo puntando fortemente, soprattutto perché una cosa che siamo riusciti a mettere insieme quest'anno, che voglio sottolineare particolarmente, è il lavoro di grande sinergia, di grande squadra che è venuto fuori, perché dobbiamo pensare che in questa squadra ci sono più di 100 persone che stanno collaborando tra maestranze e artisti. Ci sono presenze come quella di Officina Siciliana, anche di fan che stanno collaborando in un modo veramente meraviglioso. Officina Siciliana che si sta impegnando in tutto questo per realizzare fortemente un contributo in un allestimento che sicuramente vuole essere di pregio, vuole essere anche di grande prestigio per questa vetrina che è Siracusa. Altro momento importante è quello che, come hai anticipato tu Francesco, è appunto quello del food, quindi l'allestimento di questo corner che sarà dedicato alla nostra enogastronomia, alle nostre eccellenze del territorio, che racchiuderanno una serie di importanti realtà. Quindi diciamo che questa è la nostra proposta culturale. Altra cosa importante è quello che abbiamo cercato di puntare sul coinvolgimento del territorio attraverso le scuole, per cui quest'anno avremo intanto la presenza dell'Istituto Alberghiero, dell'Istituto Federico II di Svevia, che curerà l'accoglienza per noi attraverso le loro ragazze che faranno uno stage formativo per l'anno 2015-2016. Importante è anche la presenza per il 30 aprile delle scuole che interverranno come l'AFAM, come l'Istituto Verga, come il Corbino,
Torino, che sicuramente parteciperanno con le loro ragazze alle esibizioni, saranno delle esibizioni straordinarie che intratterranno la mattina dalle 10 circa alle 11:30. Esatto, coordinato dal maestro Raffaele Genovese, che chiaramente darà anche a questo, come dire, uno slancio, e ha dato uno slancio nel coordinare un po' tutta la manifestazione che verrà rappresentata la mattina. Parte importante, siccome appunto noi ci teniamo che i nostri, diciamo, come dire, spettatori, coloro che attenderanno questa manifestazione, non perdere neanche un minuto di questa rassegna, avremo l'opportunità anche loro di dare la possibilità di un jazz gourmet o di un aperitivo jazz, che chiaramente verranno si effettueranno durante alcune fasce orarie, quindi dalle 12 all'1:30 avremo un jazz gourmet, per cui coloro che vorranno intervenire avranno la possibilità di poter assaggiare tutte le prelibatezze che offriranno e che insomma saranno là portate e presentate, così come dalle 19 alle 21 avremo la possibilità dell'aperitivo jazz. Passo la parola a questo a Giuseppe Mandrati, direttore artistico. Scappare, scusate, ma siamo partiti molto tardi e mi aspettano. Grazie ancora. Grazie a te per la tua presenza e per averci messo nelle condizioni di poter realizzare ancora una volta la cittadinità di questo evento. Grazie a voi. Passiamo alla parte più artistica. Inoltre all'intervento la mattina del 30 del Comitato Giovani dell'UNESCO, che interverranno sul tema del ruolo del Comitato Giovani dell'UNESCO alla diffusione e alla comunicazione dei valori dell'UNESCO e del patrimonio siciliano. Poi diciamo la parte artistica, diciamo, sono 3 serate caratterizzate da 2 concerti a sera, in cui noi andremo un po' a presentare quelle che sono le diverse sfaccettature del jazz. Le prime serate avremo esclusivamente artisti siciliani, eccellenze siciliane, voci femminili in ogni sera. Abbiamo la prima sera l'apertura che verrà fatta da Valeria D'Aruso con Cara Vestito, quindi 2 esponenti del jazz siciliano che l'anno scorso hanno avuto riconoscimenti all'Umbria Jazz. Valeria D'Aruso ha fatto l'apertura dell'Umbria Jazz in Winter invernale. Cara Vestito ha vinto il premio Full per Boston, quindi grande eccellenza del sassofonista, grande eccellenza del jazz siciliano. A seguire avremo altre eccellenze del territorio locale, quindi sia Usano, Branciamore e Diamato con il loro progetto 2 for 3. Seconda serata, Chiara Rinaldi, anche lei voce importante, grande interprete di un CD uscito da un paio di anni, però che ha spopolato e ha scalato le classifiche del jazz un po' in tutto il mondo, principalmente nel Sud Levante, Giappone, Corea, la zona in India addirittura. E poi abbiamo in seconda serata il concerto di Raffaele Genovese con il suo trio, Emanuele Pinavera e Carlo Venuto, che presenteranno un po' quelle che sono le produzioni di Raffaele Genovese con un'anticipazione di quello che sarà Mosaico, un progetto di prossima registrazione. E per finire la grande giornata, quella del 30 aprile, quindi oltre la mattina l'intervento delle scuole School Jazz Ensemble, avremo Verga, Corvino e Afro di Floriglia, avremo quindi si esibiranno addirittura come qualcosa di eccezionale, anche una mini jazz band, una cosa importante. Avremo poi la sera l'intervento come apertura della serata di Antonio Buonasera e Raffaele Genovese l'accompagna al piano e con il suo sax presenta un progetto folk in jazz, quindi un po' quello che è la tradizione musicale siciliana, diciamo in chiave jazz. E poi abbiamo la grande band, la EJO Jazz Orchestra, 18 elementi, che presenterà un repertorio swing con l'intervento poi della special guest Tessa Polio Vicheri, grande cantante americana, ormai da anni qui in Italia e a Roma, ma secondo un po' in tournée in tutto il mondo, che presenterà qui un suo tributo alla Frank Sinatra, di cui tra l'altro è anche parente. E poi diciamo la serata si concluderà con sempre l'orchestra, con anche un repertorio Latin Jazz, con il quale cerchiamo di far esplodere il piccolo mercato, con la possibilità
possibilità anche per i appassionati swing di poter ballare, perché questo è qualcosa che vogliamo anche lanciare, la possibilità di ballare lo swing con un'orchestra che suona dal vivo. Questa sarà anche una particolarità di questa edizione dell'International Jazz Day. Io vorrei però sottolineare una cosa che per me ha dato un valore, uno slancio ancora più importante a questa manifestazione, che è la mostra artistica Coloring Jazz, che è una mostra che noi abbiamo fortemente voluto, perché abbiamo sempre cercato di coniugare nei nostri eventi, nei nostri contenitori, non soltanto la musica ma l'enogastronomia e l'arte. L'arte in questo caso viene espressa attraverso una serie di novità, in questo caso, come avete avuto modo di vedere nella grafica, abbiamo una grafica che sostanzialmente nasce dalla sovrapposizione di tele d'autore sopra appunto i volti dei vari artisti, e questo è ciò che permetterà questo evento e questa rassegna. È una cosa al quale io tengo particolarmente, proprio perché abbiamo cercato di dare uno slancio attraverso, come dire, un progetto che va sotto il nome anche Indossa l'arte. Ecco, per noi l'arte è anche quello di istoriare attraverso il magliette, dare, come dire, un pezzo di storia, un pezzo d'arte, e quindi poterlo trasmettere a tutti coloro che magari saranno, come dire, rapiti dal fascino di quanto stiamo proponendo attraverso una serie di magliette e di grafiche particolari. Questa era